ho lasciato l'impegno diretto in politica da più di 5 anni, ma in questi anni non ho comunque mai smesso di dare uno sguardo politico alla nostra vita quotidiana. Non ho mai smesso di pensare ai problemi della Sardegna, alle emergenze e a un possibile futuro invece di maggior benessere diffuso per la nostra regione. Non ho mai pensato che la nostra regione possa vivere da protagonista nel futuro e finalmente mettere da parte quella cattiva sorte di passarsi la povertà in eredità quasi da una generazione all'altra. Continuo a pensare a una Sardegna felice, una Sardegna istruita, una Sardegna di piena occupazione, di un lavoro buono, stabile, ben pagato, una Sardegna della qualità ambientale, della bellezza e soprattutto una Sardegna che è capace di mettere da parte l'esclusione sociale, capace di rimettere al centro della vita quotidiana tutti quelli che oggi sono nella trappola della povertà e da cui non riescono a uscirne, sono nella trappola di un lavoro che manca o sono nella trappola di un'assistenza da cui non si riesce a fare a meno, un'assistenza sempre insufficiente per portare avanti dignitosamente la propria vita. Credo che ci sia un grande progetto da compiere di costruire il futuro, ma nel frattempo farci carico delle difficoltà, della povertà, dell'esclusione e di rimetterla al centro della nostra vita sociale. Un progetto ampio, compiuto per la nostra regione, che rende appassionante e pieno di significato l'impegno o il ritrovato impegno nella vita politica. Lei ha contestato l'accordo PD 5 Stelle e la scelta di Alessandra Todde come un accordo nazionale imposto da Roma. L'ha più volte denunciata questa cosa. Mi pare innegabile, totalmente evidente, poi è anche comprensibile che qualcuno cerchi di nasconderlo o di metterlo da parte. È totalmente evidente che sia nato a Roma, che sia stato imposto da Roma e che poi sia arrivato in Sardegna e magari anche alcune classi dirigenti l'abbiano con facilità fatto proprio perché magari poteva essere anche funzionale ai loro equilibri di potere interno. Totalmente disfunzionale rispetto agli interessi della Sardegna e rispetto anche agli interessi di tenere un ampio campo politico, ma certamente di maggiore interesse per le vicende personali di qualcuno. Renato Soru, si va a votare a febbraio, quanto ci crede in una vittoria? Ci credo tantissimo in maniera crescente ogni giorno perché vedo crescere la partecipazione, l'entusiasmo e la condivisione di un progetto sardo, nato in Sardegna, pensato in Sardegna, per la Sardegna, per nessun altro interesse che non sia quello di far crescere la società sarda, tutta insieme e tutta intera.